Pensiamo di fare un provvedimento di giunta entro, penso, il 4-5 di febbraio. Poi andrà in Consiglio Comunale entro fine febbraio, dopo 60 giorni diventerà attuativo, per cui diciamo dai primi di maggio sarà operativo. Saranno esentati sicuramente tutti i cittadini veneziani. A distanza di qualche settimana, il sindaco Brugnaro rivela i primi dettagli sull'applicazione della tassa di sbarco a Venezia, che dovrebbe partire, annuncia, a inizio maggio. Nessuna anticipazione sul costo, anche se il primo cittadino dice di avere già un'idea, ma su altri aspetti rivela. Sarà un provvedimento che dovrà andare su 3 anni, nel senso che l'obiettivo nostro è arrivare a una carta, una prenotazione, al fatto che vogliamo controllare i flussi, e proprio la gestione di questi operatori diventerà uno dei fulcri dello sconto, del vantaggio. Barche elettriche, più elettriche possibili, disponibilità a cambiare flussi quando serve, il racconto e la cultura che daremo ai nostri ospiti, che non sono turisti ma sono persone, per raccontare come è bene vivere a Venezia. Cioè, non si può arrivare con la canottiera, infradito, il peofore, eccetera, non è proprio il massimo. Fondamentale poi sarà la partecipazione di tutte le parti coinvolte. Oggi ho parlato con categorie, singoli operatori, perché stiamo facendo tutto un lavoro di ascolto delle categorie sul ticket per Venezia. Ho trovato grande disponibilità, grande ascolto, anche grande preoccupazione, perché giustamente si va a mettere le mani su una situazione che va avanti così da 40 anni, però tutti hanno capito che la difesa del cittadino che abita nel centro storico di Venezia è preminente e basilare. Questo è l'obiettivo principale della nostra azione. Per cui tutti quelli che vorranno dare una mano a spiegare che a Venezia, se possibile, non si viene con l'infradito, se possibile si capisce che la città ha un costo superiore, che non è possibile sedersi per terra a mangiare, che purtroppo ha un costo, è più costosa di altri luoghi. Ecco, gli operatori che ci aiuteranno in questo avranno dei vantaggi anche poi che potranno scaricare sulla tassa.